Tutto come previsto, caldo intenso e afa anche oggi hanno stretto la Marca nella loro morsa, colonnina di mercurio che ha sfiorato i 40 gradi in una delle giornate più bollenti. Sono soprattutto i meno giovani a soffrire maggiormente. Sono stati 13 gli ultra 65enni che nella sola giornata odierna si sono rivolti ai centri di servizi per anziani dell'Isola nell'ambito del piano del Comune per l'emergenza caldo 2019. 22 gli accessi diurni nelle 4 strutture a disposizione su prenotazione dove gli anziani possono trascorrere una giornata in compagnia e soprattutto in ambienti climatizzati. Il numero degli accessi, sottolinea l'assessore alle politiche sociali Gloria Tessarolo, è in aumento rispetto agli anni precedenti e questo anche grazie all'informazione fatta. L'assessore poi ricorda che ci sono altre strutture a disposizione per fronteggiare la canicola. Restano poi i nostri centri anziani, sono 3 i centri anziani che sono attivi, che non hanno chiuso per il periodo estivo, e quindi c'è il GAT in zona San Liberale, abbiamo Villa Letizia che è anche inserito in un bellissimo parco e quindi siamo in zona Canizzano, oppure c'è il gruppo anziani del centro storico in via Castello d'Amore. Ricordo poi invece che ci sono anche i musei civici aperti dal martedì alla domenica, anche qui con un piccolo costo di ingresso perché è agevolato per gli over 65, si può passare la giornata al fresco e ovviamente anche con un momento culturale. Aria condizionata a pieno regime al gruppo anziani di via Calabria Treviso. Oltre agli abitué dotati di tessere, in questi giorni alcune persone si sono recate qui per chiedere informazioni, complice forse la calura esterna. Penso che il clima abbia incentivato la presenza di queste persone a farsi vivi e a vedere le possibilità che offriamo. Il fresco che trovano è gradito, noi teniamo acceso dalla mattina alla sera, stendiamo dei teloni dei tendoni dal lato dove il sole tramonta e fino alle 7 i locali sono aperti e quindi disponibili per essere utilizzati.